Imprevisto mezzo passo falso interno della Salernitana che non riesce a confermare in campo le previsioni di agevoli sgroppate ai danni del Matera e punto preziosissimo per i lucani che ringraziano dello 0-0 la salute confermata della propria difesa, in particolare del portiere Bruno, e gli errori di mira degli avanti campani. Grandi barricate degli ospiti che hanno fatto virtù dei riconosciuti limiti offensivi ed incessanti pressioni degli inesauribili uomini di Rossi che hanno provato di tutto, percussioni, aggiramenti, cross, per venire a capo di una matassa rivelatasi alla fine inesplicabile. Già al 13° la partita poteva chiudersi, ma la conclusione di Pisano al termine di uno scambio velocissimo era troppo angolata. Lo show di Bruno è iniziato dopo la mezz'ora con 2 ribattute di piedi sugli avanti della Salernitana ed è stata senza esito anche una punizione a 2 in area a pochi metri dalla porta del Matera a prima frazione dell'incontro ormai scaduta. Ripresa con lo stesso copione, con i lucani ancora più abbottonati e coperti dopo le 2 sostituzioni e i padroni di casa inutilmente arrembanti dopo l'ingresso di punte più fresche di quelle logratesi nel primo tempo. È ancora bravo di piede Bruno nei primi minuti, ma il pezzo migliore il portiere del Matera lo sciorino intorno al 20°, ribattendo con il corpo una eccellente percussione di De Silvestro. C'è ancora tempo per rifinire lo show alla mezz'ora sull'ultima vera e grande occasione della Salernitana. Poi null'altro di rilevante al di là della volontà delle 2 squadre che nulla risparmiano in campo per conseguire i propri obiettivi. Ci riesce il Matera, per una volta in credito, anche con la fortuna. È stata una partita molto dura per me sotto il profilo della concentrazione, perché con questa Salernitana non ci stava mai da stare tranquilli. Siamo riusciti a strappare un punto, per noi è un grosso merito.